Amici di QDP News, siamo qui negli spazi di Longarone Fiere per la fiera Caccia, Pesca e Salute. Oggi scopriremo le novità del 2019 e vi invitiamo a fare questo viaggio insieme a noi. Il tema della caccia e della pesca sono due temi molto sentiti che soprattutto coinvolgono un grandissimo numero di appassionati in provincia di Belluno, ma penso in tutta la regione veneta, quindi questa è una grande occasione di incontro, un modo per confrontarsi in questo mondo venatorio che ogni tanto viene criticato soprattutto dal mondo degli ambientalisti, ma io sono convinto invece che sia fondamentale per la tutela e la salvaguardia del territorio. Certo, poi per noi è importante anche la festa del cacciatore, in cui tutti i distretti venatori della provincia coinvolgono anche quelli da fuori provincia, in un grandissimo momento in cui presentano quelli che sono i trofei che hanno ottenuto durante la stagione venatoria, ma io penso che veramente il valore di questa fiera deve andare al di là di quelli che sono gli aspetti forse superficiali, perché il mondo della caccia veramente ha delle peculiarità specifiche di persone che veramente vogliono bene al territorio. Qua in un territorio di montagna come quello nostro, che poi è stato anche fra l'altro duramente colpito dall'alluvione di fine di ottobre, penso che il ruolo che possano avere sia ancora più importante e questo momento può essere un importante punto di ritrovo, ma anche di partenza per un futuro che mi auguro possa coinvolgere sempre più persone. Caccia e pesca ormai è un appuntamento imperdibile per Longarone Fiere, e la caccia e la pesca fanno parte del nostro territorio. Pensiamo a tutti i bacini di pesca che ci sono lungo il Piave, pensiamo ai territori molto particolari di caccia, le riserve che ci sono in provincia di Belluno. È la festa del cacciatore, è la festa di chi va a pescare. Ci sono domani delle gare importanti dove si sfideranno i vari pescatori, perciò è un appuntamento che ormai entra nella lista delle fiere che si fa a Longarone. Domenica partirò per la Cina, siamo stati invitati tra le aziende più significative del territorio, andremo a promuovere Longarone Fiere ed in particolare il gelato, in quanto c'è molto interesse, e magari dando supporto allo start-up di nuove gelaterie col metodo tradizionale artigianale italiano. Questo è un padiglione che ci riservano proprio per il concorso di tassidermia. Quest'anno è un concorso nazionale, ne abbiamo fatti anche di europei, e qui c'è tutto il reparto per il concorso. Questo invece è il reparto, è un diorama che rappresenta la catastrofe che c'è stata quest'anno, quel ciclone Vaia, che ha distrutto le piante, e questo è il comportamento degli animali. Ci sono tutti gli animali dell'arco alpino, principalmente la provincia di Belluno, visto che siamo qua. Poi abbiamo altro settore che è questo qua, che rappresenta trofei rari, eccezionali, diciamo. Il cacciatore ormai diventa un punto di riferimento per la collettività e in tante sue attività che sono collegate all'attività venatoria, come ripristini ambientali, come essere presente anche in questo momento, quello di ottobre, per ripristinare magari i sentieri, queste cose qua. Quindi deve far parte della collettività una caccia di tipo selettivo. Non vuol dire ammazzare o prendere degli animali con delle deformazioni dal punto di vista sanitario, ma selezionare i peggiori rispetto ai migliori animali per migliorare la qualità della specie. Inoltre noi preleviamo solo e esclusivamente quello che è il frutto dell'annata venatoria. Se ci sono stati problemi durante l'annata venatoria, riduciamo i prelievi.